con l'ingresso delle due squadre in campo, a me non resta che dirvi amici sportivi, benvenuti e bentrovati al Francolo Monaco di Palermo in quella che potete sentire essere una giornata particolarmente ventosa di campionato. Oggi a scendere in campo è l'Under 16 regionale, oggi si sfidano TF contro Renzo Lo Piccolo. Ne approfittiamo per leggere gli uomini a disposizione della TF. Troviamo col numero 1 Pizzo Giuseppe, col 2 Cutugno Antonio, col 3 Aiello Tommaso, col 4 Abbagnato Giuseppe, col 5 Vitarello Marco, col 6 Guttadauro Gianluca, col 7 Rimini Cristian, con l'8 Mercurio Mattia, col 9 Fauci Mattia, col 10 Spina Matteo, con l'11 Bosco Antonino, col 12 Nuzzo Manfredi, col 13 Parisi Riccardo, col 14 Damiata Alberto, col 15 Uttuso Marcello, col 16 Tinnirello Andrea, col 17 Sabella Giorgio e col 18 Abate Francesco. Giornata che, come detto precedentemente, potete ben sentire essere particolarmente ventosa. Sicuramente non sarà affatto facile per le due squadre in campo gestire questo vento. Come potete vedere c'è il pallone in mezzo al campo che rotola praticamente autonomamente. Squadre che iniziano a disporsi in campo, sulla parte sinistra con la maglia bianca la TF, mentre su quella destra con la maglia rosa la Renzo Lo Piccolo. Quasi tutto pronto per iniziare, adesso sta solo al direttore di gara a dare l'effettivo via del match. Match che finalmente può iniziare, inizia ufficialmente dunque TF contro Renzo Lo Piccolo, gara valido per il campionato regionali Under 16. Subito una prima rimessa laterale per la Renzo Lo Piccolo. Pallone che viene allontanato subito fuori dall'impianto. Primo pallone già perso senza neanche che sia passato un minuto. Nel frattempo altro pallone che va a spiovere in aria. TF che prova ad allontanare. Vento che sicuramente non aiuta particolarmente nella gestione della palla. La squadra di casa che adesso prova a ripartire. Lancio lungo intercettato dalla difesa della Renzo Lo Piccolo, ma attenzione, ancora possesso TF con il numero 11 Bosco che prova inizialmente un controllo. Poi il pallone nuovamente recuperato dalla TF. Un piccolo inciampo e ancora lotta per il possesso tra le due squadre. Subito gara che si fa molto intensa, molto fisica. Avanza la TF sulla corsia di destra. Pallone recuperato dalla Renzo Lo Piccolo che subito prova a ripartire. Poi scaraventa via il pallone il numero 6 Guttadauro. Pallone che dunque poi rotola sul fondo, sarà rimessa al fondo. Primo pallone toccato per Gambino, l'estremo difensore della Renzo Lo Piccolo. Lancio lungo della squadra ospite che prova a cercare il numero 2 Ventimiglia, pallone che esce fuori.
Pallone interessante sulla corsia di sinistra per la TF, poi ferma tutto il direttore di gara. Punizione per la Renzolo Piccolo. Punizione battuta lunga, forse non lunga quanto voluto, palla che viene recuperata dalla TF. Adesso prova a costruire, controlla il numero 4 Abbagnato, ancora palla tra i piedi di Abbagnato. Poi prova a servire il numero 7 Rimini, palla che poi termina fuori. Altra rimessa laterale per la Renzolo Piccolo, prova a lanciare lungo, palla che esce fuori, sostanzialmente ceduta alla TF. Altro pallone fuori. Guadagna metri la TF attraverso le rimesse laterali, probabilmente pallone che andrà a spiovere in aria, lo fa. Palla interessante, poi allontanata dalla difesa della Renzolo Piccolo. Sempre rimessa laterale. Messa battuta, palla interessante che però rotola sul fondo. Non impegna Gambino, che si limita a recuperare il pallone nella boscaglia. Il tempo numero 9 Fauci, che va ad infastidire la manovra di costruzione della Renzolo Piccolo. Pallone interessante tra i piedi del numero 11 della TF. Poi palla allontanata dalla Renzolo Piccolo. Recupera il pallone Guttadauro, che poi serve a Iello. Palla recuperata da Abbagnato. Lancio lungo, controlla Bosco, che poi prova a servire i compagni, palla che però viene letta bene dalla difesa della Renzolo Piccolo, che allontana. Altro pallone interessante per la TF, avanza palla al piede Mercurio, ancora Mercurio che va per servire il numero 9, poi si alza la mano del direttore di gara, fuori gioco. Azione interessante. Lancio lungo della Renzolo Piccolo, intercettato di testa da Vitellaro. Scatta Bosco col pallone, prova a servire il compagno sulla sinistra Rimini. Ancora Rimini che sventaglia il pallone in mezzo e poi palla che viene allontanata dalla difesa della Renzolo Piccolo, che adesso può provare a ripartire dall'altro lato del campo. Tenta il tiro, pallone che però finisce facilissimo tra le braccia di Pizzo, che si limita ad accoglierlo. Si parte da Guttadauro, poi serve Mercurio. Ancora Mercurio che va per servire Abbagnato. Poi palla sulla corsia di sinistra. Ancora Mercurio che serve Cutugno, che gestisce il pallone. Si appoggia al compagno, pallone intercettato dalla Renzolo Piccolo, che può provare a lanciarsi, poi ci arriva Guttadauro che si appoggia a Pizzo, che però allontana con i piedi. Pallone lungo a cercare Bosco, altra buona lettura da parte della Renzolo Piccolo. Palla interessante sempre sulla corsia di sinistra per Bosco, che prova a gestire il pallone, è difficile con questo vento. Poi si appoggia al compagno, lancio lungo, intercetta il numero 9 Fauci, poi ferma tutto il direttore di gara. Sarà punizione per la TF ai limiti dell'area. Occasione interessante per la squadra di casa, a pochissimi centimetri dalla linea che delimita l'area.
va alla battuta il numero 8 Mercurio. Batte Mercurio, pallone troppo alto, non inquadra lo specchio della porta. Gioco momentaneamente fermo per mancanza di palloni. Palla che finalmente arriva tra i piedi di Gambino, gioco che può dunque riprendere. Batte corto l'estremo difensore Lorenzo Piccolo, prova a farsi spazio. Buona lettura da parte di Spina, però rimessa laterale sempre per Lorenzo Piccolo. Ci mette il pallone fuori il numero 5 Vitellaro. Altra rimessa laterale per Lorenzo Piccolo, che va per lanciare lungo, ci prova ad intercettare di testa Cutugno, poi allontana definitivamente Guttadauro. Rimessa laterale battuta a cercare i compagni in profondità, palla intercettata da Lorenzo Piccolo, che può provare adesso a ripartire. Lancio lungo a cercare il numero 2 della squadra ospite. Scatta sul pallone il numero 3 Aiello a difendere. Ancora Aiello mette pressione e recupera un interessantissimo pallone che può permettere una ripartenza alla sua squadra. Poi palla che viene tirata a cercare lo specchio della porta. Pallone però troppo alto, non impensierisce Pizzo, che si prepara a battere la rimessa dal fondo, battuta corta. Avanza palla al piede della TF, poi lancio lungo ad intercettare Bosco. Altro pallone intercettato, ma ancora possesso TF. Gestisce Mercurio, che avanza palla al piede, poi lancia lungo per Spina. Avanza ancora Spina. Buona lettura difensiva da parte del numero 8 Russo. Prova a far ripartire Lorenzo Piccolo. Il pallone che termina fuori. Messa laterale per la TF. Battuta, palla interessante che manca però lo specchio della porta. Ci aveva provato da fuori area il numero 4 Abbagnato. Rimessa dal fondo battuta, prova a farsi strada con un altro lancio lungo. Palla che viene ancora gestita da Lorenzo Piccolo, prova a ritagliarsi spazio, ci mette il fisico nel frattempo Mercurio. Altro lancio lungo da Lorenzo Piccolo sulla corsia di sinistra. Poca intesa tra i compagni in questa occasione. 5 Vitellaro si limita a scortare il pallone oltre la linea. Adesso rimessa laterale battuta da Cutugno. Lancio lungo, pallone che però termina fuori. Rimessa laterale per Lorenzo Piccolo. Altra rimessa laterale battuta dalla TF, va per cercare Bosco. Non è ancora in gioco, poi palla che termina fuori. Altra rimessa laterale per la squadra di casa. Ora sempre Cutugno alla battuta. Palla ancora una volta allontanata fuori. Altra rimessa laterale per la TF. Pallone che potrebbe spiovere direttamente in aria, lo fa. Ci mette la testa Mercurio e poi riaggancia il pallone Vitellaro. Palla allontanata, la rimette in gioco Guttadauro.
Partenza interessante per l'Arenzolo Piccolo che si presenta all'area della TF. Tiro del numero 10, Nobile. Troppo debole però, troppo centrale. Facile per Pizzo. Va Spina che si appoggia nuovamente a Pizzo, però esita un attimo prima di rinviare lontano. Pallone interessante adesso sulla corsia di sinistra per la TF, quella che va a cercare Bosco, che però viene intercettato dall'Arenzolo Piccolo che allontana. Possesso nuovamente ritornato alla TF, lancio lungo che però trova solo le braccia di Gambino. Lancio lungo di Gambino. Pallone pericoloso, allontana però la TF. Nello specifico il numero 5 Vitellaro. Una punizione per la TF, altra zona interessante, un po' più distante rispetto alla precedente, che era praticamente a pochissimi centimetri dall'area. Sicuramente una punizione interessante, palla appunto il numero 10 Spina. 3 uomini in barriera per la Arenzolo Piccolo. La porta, il pallone che viene scamacciato fuori da Gambino, sarà calcio d'angolo. Corner battuto corto, poi scambio, palla che va a spiovere, allontanata, buona lettura da parte dell'Arenzolo Piccolo. Riesce a tirare il pallone, riesce a lanciare i compagni in profondità, che sostanzialmente regalato in rimessa laterale alla TF. Con il solito Cutugno si prepara a battere la rimessa laterale. Palla interessante direttamente nell'area della TF, mette palla in mezzo Bosco, poi pallone che rimane ancora in aria, viene allontanato nuovamente in calcio d'angolo. Altro corner per la squadra di casa, pallone che va a spiovere in aria, colpo di testa che però non inquadra la porta, palla che viene ancora una volta allontanata in calcio d'angolo. Gioco momentaneamente fermo, a quanto pare un problema alla rete. Si attenderà forse allora l'intervento di qualche assistente per riparare quella che sembra essere un buco alla rete, attualmente difesa dalla Arenzolo Piccolo.
può riprendere finalmente il gioco, calcio d'angolo che fa spiovere in aria, rovesciata da parte del numero 7 Rimini, che ha provato l'impresa, ma sfortunatamente non ha inquadrato lo specchio della porta. Si riprenderà dunque da una rimessa dal fondo. Nel frattempo cronometro che continua a scorrere, 18° minuto. Ancora 0-0 il risultato al Francolo Monaco. Pallone interessante intercettato a Bagnato. Scambio tra Rimini e Bagnato. Pallone tra i piedi di Mercurio che prova a servire Bosco, palla che rimane ancora lì. Ci mette una pezza la difesa, però attenzione, ancora un altro pallone interessante. Ci aveva provato Spina a recuperare il pallone. Ora ci mette il fisico il numero 5 Vitellaro per rallentare la ripartenza della Renzolo Piccolo. Poi vento che favorisce la TF, che allontana il pallone fuori. Adesso TF che prova subito a ripartire sulla corsia di sinistra con il lancio verso Bosco. Pallone intercettato e allontanato. Rimessa laterale per la Renzolo Piccolo. Palla che termina nuovamente fuori. Rimessa laterale battuta, scatta Bosco sulla corsia di sinistra, ancora Bosco che mette il pallone in mezzo, c'è però Gambino con le braccia che accoglie il pallone, poi lancio lungo di Gambino, allontana Vitellaro. Pallone interessante sempre dalle parti di Bosco, poi palla allontanata. Lotta sul pallone il numero 7 Rimini, palla che termina fuori però. Rimessa laterale per la Renzolo Piccolo, che prova a lanciare e scattare sulla corsia di destra. Non riesce nel controllo il numero 6 della TF, grosso rischio, poi pallone che viene recuperato da Cutugno. Pallone interessante ora tra i piedi di Bosco che prova a lanciare lungo per Mercurio, che scatta, esce fuori Gambino, salva tutto con i piedi, ma attenzione, ancora possesso TF. Pallone che poi viene allontanato di testa in rimessa laterale dalla Renzolo Piccolo. Ancora possesso TF che lotta e poi punizione guadagnata dal numero 7 Rimini. Prepara la battuta il numero 5 Vitellaro. Punizione battuta. Rimane ancora in possesso della TF che prova a farsi strada, pallone che spiove in aria. Palla ancora in possesso della TF che prova a farsi strada, prova a metterci una pezza di recupera il pallone. Adesso può provare a ripartire. Palla agganciata dal numero 4 a Bagnato che va per servire Rimini. Palla ancora in possesso di Rimini che mette la palla in mezzo, interessante per il numero 9. Ci aveva provato Fauci, palla che però finisce tra le braccia di Gambino. Ottima azione da parte della TF. Possesso Renzolo Piccolo che prova a scattare sulla corsia di sinistra,
palla troppo lunga però. Ultimo tocco della squadra ospite, sarà rimessa laterale per la TF. Rimessa laterale battuta da Renzullo Piccolo dopo il cambio rimessa. Pallone lungo. Va a proteggere Vitellaro, che mette il fisico. Si assicura la rimessa al fondo. Rimessa battuta. Pallone rischioso, pericoloso, riesce a mantenere il controllo però Buttadauro che avanza palla al piede. Poi scambio con Fauci. Palla all'indietro per Abbagnato. Ancora palla per Abbagnato, che ritorna poi da Pizzo. Lancio lungo a cercare Bosco, lo trova. Ha cercato lo scambio e trovato con il compagno. Poi palla che rotola a centrocampo, la aggancia Mercurio. Pallone per Bosco, che prova a servire la corsia di destra. Palla agganciata da Cutugno, che avanza sulla corsia di destra. Pallone in mezzo interessante, che trova Bosco, che però non riesce ad inquadrare bene lo specchio della porta. Altro grande brivido per la Renzullo Piccolo. Dal fondo battuta lunga. Pallone allontanato, scivola. Numero 7 Rimini. Ancora palla fuori, altra rimessa laterale per la Renzullo Piccolo. Palla che rotola sul fondo. Rimessa dal fondo battuta corta. Palla tra i piedi di Mercurio. Poi si appoggia a Spina. Va per scattare sempre sulla corsia di destra il numero 2 Cutugno. Ancora Cutugno che si fa praticamente quasi tutto il campo. Tiene possesso e poi si guadagna una punizione sul piccolo attacco per Cutugno. Pallone interessante tra i piedi di Mercurio che scambia col compagno, poi non trova la porta Fauci. Soffre la squadra ospite. Costanti gli attacchi della TF, deve certamente sbrigarsi a concretizzare tutte queste occasioni create. Prova a rispondere la Renzullo Piccolo, legge benissimo Cutugno che recupera il pallone e poi va a scambiare con Spina. Ancora tra i piedi di Spina e scambia con Mercurio. Pallone recuperato poi da Vitellaro, prova a favorire la ripartenza dei compagni sulla corsia di sinistra. Allora tra i piedi di Bosco. Palla di Mercurio che scambia con Cutugno.
Fauci. Spina, scusate. Ottimo pallone recuperato a centrocampo da Mercurio, che torna indietro da Guttadauro. Ancora Mercurio. Lancio lungo di Mercurio a cercare sulla corsia di destra il solito Cutugno, che riesce a tenere il pallone dentro. Punta l'uomo Cutugno. Lo salta. Messa in calcio d'angolo. Sarà corner per la TF. Cercare uomini in mezzo all'area, pallone che però esce fuori, altro pallone che spiove in aria, colpo di testa del numero 9 Fauci, però finisce tra le braccia di Gambino, che poi rinvia lungo, recupera Cutugno, che poi serve Spina, ancora possesso Spina. Ancora possesso TF con il numero 4 Abbagnato che ha protetto bene il pallone. Palla tra i piedi di Bosco. Ancora Bosco che prova il tiro da fuori area, pallone che resta lì, adesso tra i piedi del numero 10 Spina. Piove in mezzo, non riesce a trovare la testa però dei compagni in area. Pallone recuperato da Rimini sulla corsia di sinistra, scambia con Bosco. Poi palla in mezzo, pallone ancora in possesso della TF che continua ad assaltare. Poi prova a ripartire da Lorenzo Lo Piccolo in contropiede. Pallone che però non riesce a sorprendere Vitellaro, che legge bene e allontana, ma attenzione ancora possesso Lorenzo Lo Piccolo. Pallone lungo, non un problema per Pizzo. Riparte la TF, palla al piede, lancio lungo, c'è bene la difesa della Lorenzo Lo Piccolo, però recupera subito il pallone la TF, ferma tutto il direttore di gara per un fallo di mano. Punizione battuta dalla squadra ospite, palla subito recuperata dalla TF, che poi lascia proseguire il direttore di gara, pallone che sfila, poi ferma tutto, il fischietto, fuori gioco. Batte subito dalla TF e riparte sulla corsia di sinistra, avanza palla al piede Aiello, poi scarica su Vitellaro. Pallone per Cutugno che avanza sempre sulla corsia di destra e poi va a scambiare con Spina che prova ad accentrarsi, serve Fauci, palla che poi viene recuperata da Lorenzo Lo Piccolo che allontana e prova a ripartire, ci mette il fisico però Mercurio. Ultimo tocco della TF. Messa laterale battuta, palla che viene allontanata. Ci mette il fisico Vitellaro che protegge. Pallone che
poi rotola sul fondo, sarà rimessa. Si riparte da Aiello sulla corsia di sinistra, poi pallone che si va ad accentrare, pallone in possesso di Mercurio, scambia con Bosco, allontana Guttadauro e favorisce Spina. Palla che rimane ancora dentro il campo, ci mette il fisico Mercurio, poi lancio lungo, scivola il numero 7, ferma il gioco il direttore di gara. Chiesto forse l'intervento dell'assistente, sicuramente non un terreno di gioco semplice questo qui. Si rialza il numero 7 della Renzolo Piccolo Randazzo dopo essere scivolato. La parte del terreno, tra l'altro, non particolarmente ricoperta di terra. Sicuramente le condizioni del campo, specie dopo queste forti folate di vento, non aiutano. Piccolo break per entrambe le squadre, approfittano per rifocillarsi momentaneamente, perché nonostante il forte vento non è facile gestire questo sole. Gioco che dunque può riprendere. Ci mette il corpo, il numero 10 della Renzolo Piccolo che gestisce. Mette poi il pallone fuori Rimini. Palla che esce ancora fuori. Alta rimessa laterale per la Renzolo Piccolo. Ferma tutto il direttore di gara. Punizione per la Renzolo Piccolo in una zona interessante del campo. Punizione a pochissimi metri dall'area. Punizione che va a spiovere e a cercare direttamente la porta. Porta però che non viene centrata, pallone che termina dunque sul fondo. Si riparte da Guttadauro che poi prova a servire Mercurio, pallone che però sfugge, viene recuperato dalla Renzolo Piccolo, può provare a rispondere. Pallone interessante sulla corsia di sinistra, che però non riesce il numero 11 Abate a tenere in campo. Rimessa dal fondo dunque per l'ATF. Rimessa battuta, prova a ripartire subito l'ATF. Lancio intercettato ma ancora possesso per la squadra di casa. Continua ad avanzare palla al piede. Palla interessante per Bosco, poi viene atterrato, tutto regolare secondo il direttore di gara. Sembrava abbastanza evidente lo stratto da questa prospettiva. Invita
giocatore della Renzo Piccolo ad alzarsi, poi palla interessante a cercare in aria il numero 10 Spina. Non riesce a tenere il pallone in campo il numero 3 Aiello. Rimessa laterale per la Renzolo Piccolo. Pallone interessante, recuperato dalla TF e lancia lungo verso il numero 9 Fauci, poi esce, ci mette la testa a Gambino e salva tutto. Ottima prova finora da parte dell'estremo difensore della Renzolo Piccolo, che si è fatto trovare in più occasioni pronto. Palla al piede a Bagnato, poi pallone interessante, ha cercato nuovamente il tiro il numero 11 Bosco, riuscendo però ad inquadrare a dovere lo specchio della porta. Palla che dunque termina sul fondo, sarà rimessa subito battuta, lancio lungo, recuperato da Vitellaro, che serve a Bagnato, che prova ad avanzare palla al piede, ci mette il fisico, ci riesce, poi scarica sul numero 7 Rimini, palla adesso tra i piedi di Bosco, che si appoggia dietro a Vitellaro, che lancia lungo a cercare Aiello, che poi va a servire Bosco. Recuperato, gli aggancia il pallone Rimini, che va a servire a Aiello. Pallone interessante, ancora possesso TF, che va a servire Mercurio, che poi va a scambiare con il numero 2 sulla corsia di destra. Palla interessante in aria, che poi viene allontanata e salvata in corner dalla Renzolo Piccolo. Allontanata dalla Renzolo Piccolo, ci mette la testa la difesa della TF. Poi pallone interessante per Bagnato, che va a cercare i compagni in aria, ci mette il fisico e riesce a recuperare Spina, che adesso lotta per il possesso e prova a farsi strada, mette una pallone interessante in mezzo e poi alza il braccio il direttore di gara, presunto fuorigioco. Da questa prospettiva sinceramente sembrava tutto il contrario. Invece no, ha fischiato a quanto pare una punizione per la TF, nonostante la situazione di apparente vantaggio che poteva portare uno dei giocatori della TF al gol. In ogni caso punizione a pochissimi metri dall'area per la squadra di casa. Palla battuta a cercare direttamente la porta, smanaccia Gambino e poi allontana la difesa della Renzolo Piccolo. Prova a favorire la ripartenza dei compagni, ci mette però il fisico Aiello e recupera, poi si appoggia al numero 6 Guttadauro, che allontana. Rimessa laterale per la squadra ospite. Subito intercettata dalla TF, che prova a sfruttare questi ultimi secondi del primo tempo per ripartire. Pallone interessante, poi allontanato dal numero 3 Mastrecchia della Renzolo Piccolo. Palla per Bagnato adesso, che riparte da Guttadauro, poi palla per Mercurio, che va sulla corsia di destra da Cutugno, che avanza palla al piede. Pallone a cercare i compagni in mezzo, prova a farsi strada a Fauci, palla
Palla ancora tra i piedi di Fauci. Interessante per Mercurio, poi palla interessantissima per il numero 9 Fauci, ma palla che resta ancora in campo. Nel frattempo si supera anche il terzo minuto di recupero. Messa laterale battuta per la TF. Cambia tutto Mercurio dalle parti di Aiello. Poi scambia con il compagno che mette il pallone in mezzo. Palla che rimane ancora in aria. Duplice fischio da parte del direttore di gara. Termina sul risultato di 0-0 il primo tempo di TF Renzolo Piccolo. Tante occasioni per la squadra di casa che però ancora non è riuscita a capitalizzare con il gol.
Quasi tutto pronto per ricominciare, chiuso sul risultato di 0-0 il primo tempo di TF Renzolo Piccolo, tante occasioni create dalla TF che però non è riuscita a capitalizzare con il gol. Adesso staremo a vedere con che spirito scenderanno le due squadre in campo per questo secondo tempo. Direttore di gara che fa il solito check di routine alle due reti per dare il via al secondo tempo. Quasi tutto pronto per iniziare, si aspetta solo il fischio da parte del direttore di gara. Fischio che arriva proprio in questo momento, si può dunque iniziare con il secondo tempo di TF Renzolo Piccolo. Subito un pallone interessante sulla corsia di sinistra, va per scattare Bosco, protegge la difesa della Renzolo Piccolo che lascia scorrere il pallone oltre la linea di fondo. Messa dal fondo, battuta lunga, intercetta di testa Mercurio, poi ci mette la testa anche a Bagnato che va per servire Bosco che mette un pallonetto a cercare qualcuno in aria, prova però soltanto le braccia di Gambino e poi rinvia lungo, riesce nel controllo a Bagnato, poi lancia verso Spina, prova a metterci il corpo, riesce però a recuperare il pallone della Renzolo Piccolo. Altro interessante recupero da parte di Mercurio che va per servire Bosco. Ci mette il fisico, il numero 6 Berardi della Renzolo Piccolo. Poi prova il lancio lungo scandaliato che esce fuori, però sarà rimessa laterale per la TF. Battuta rimessa laterale, prova a ritagliarsi uno spazio il numero 10 Spina, poi pallone che rotola sempre dalle parti di Gambino che si limita ad accoglierlo, l'invio lungo di Gambino, mette il fisico, forse un po' troppo per il direttore di gara, il numero 9 Fauci, sarà punizione e vola anche il giallo. Primo cartellino giallo per il match. Primo nome a finire sulla lista dei cattivi è quello del numero 9 Mattia Fauci. Si ripartirà dunque da una punizione in favore della Renzolo Piccolo. Punizione battuta lunga, riesce ad intercettare Vitellaro, ci prova a metterci il fisico Fauci, palla che poi rotola oltre la linea del campo, sarà rimessa laterale per la TF. Battuta rimessa laterale, ci mette la testa la squadra ospite che poi definitivamente mette fuori con la testa di Russo. Altra rimessa laterale per la TF. Allontana Guttadauro e mette fuori.
sventaglia lontano, almeno ci prova Mercurio, pallone che viene nuovamente recuperato da Larenzolo Piccolo che prova a farsi strada sulla corsia di sinistra, poi pallone che va ad accentrarsi. Squadra ospite che sembra essere uscita con energia rinnovata in questo secondo tempo. Sicuramente in questi primi minuti del secondo tempo si è fatta vedere molto più presente rispetto che nel primo. Difesa della TF che adesso deve prestare molta più attenzione agli avversari, che sembrano essere scesi con uno spirito molto più agguerrito. Gestisce Abbagnato, che poi ritorna da Gutta d'Auro, poi lancia le parti di Aiello, va a scambiare con Rimini, ancora Aiello, che prova a controllare il pallone, si appoggia dietro al compagno, lancio lungo a cercare Bosco, che gestisce il pallone, poi scarica su Vitellaro che non riesce inizialmente bene nel controllo e che dopodiché si affida a Pizzo, poi scambia con Abbagnato, ora Gutta d'Auro che avanza palla al piede, scambia con Mercurio, lancio lungo di Mercurio per cercare sulla corsia di destra Spina, pallone che però termina fuori. Recupera il pallone Mercurio che poi lo appoggia subito ad Abbagnato, pallone allontanato, palla che termina fuori dal campo. Si ripartirà da una rimessa laterale in favore dell'ATF, che trova la testa di Fauci, Bosco prova a tenere il pallone in campo, poi esce fuori, sarà rimessa dunque per Larenzolo Piccolo che prova a sua volta a ribattere veloce per cogliere di sorpresa le linee di difesa avversarie, pallone che però ritorna subito in possesso dell'ATF con Fauci che ha provato a farsi spazio e che si è guadagnato una rimessa laterale. Battuta la rimessa laterale, pallone che prova a spiovere in aria, poi subito allontanata da Larenzolo Piccolo che può provare a ripartire adesso sulla corsia di sinistra, ci mette il fisico Mercurio e poi ci mette il corpo Cutugno, palla che termina fuori, rimessa laterale però per Larenzolo Piccolo. Rimessa laterale battuta, Mercurio riesce a recuperare il pallone, palla che poi va a sbattere sul direttore di gara, che restituisce il pallone al numero 8 che torna indietro dai compagni, palla ora tra i piedi di Aiello che va a scambiare con Rimini che però non riesce nel controllo, palla che termina fuori, sarà rimessa laterale per Larenzolo Piccolo, riesce a recuperare il pallone Aiello, poi lancia lungo nelle parti di Fauci, scambio con Rimini, ci mette il corpo Rimini che continua a gestire il pallone e scattare sulla corsia di sinistra, poi palla che cerca i compagni in area però finisce facile tra le braccia di Gambino, pallone rinviato, riesce a recuperare Rimini e poi va a servire Bosco, palla tra i piedi di Mercurio che si appoggia sulla corsia di destra a Cutugno, che viene poi recuperato da Larenzolo Piccolo ma non per moltissimo, palla interessante per Rimini che prova a mettere il pallone in mezzo, che poi viene allontanata ma occhio, palla ancora lì, c'è Bosco, tutto regolare secondo il direttore di gara, pallone interessante, prova
a sgraffignare il pallone Aiello, rimane a terra nel frattempo Bosco. Può riprendere il gioco. Ultimo tocco per l'ATF, secondo il direttore di gara, probabilmente una disattenzione arbitrale, un regalo per la squadra di casa che mette il pallone in mezzo, non riesce a controllare bene però Mercurio, prova a rimettere tutto in gioco a Bagnato, pallone poi recuperato da Vitellaro che prova a servire Cutugno che non riesce nel controllo. Messa laterale per Larenzuolo Piccolo che prova a ripartire, ci mette la testa Cutugno, poi allontana Guttadauro. Pallone recuperato nuovamente da Mercurio e si appoggia da Bagnato. Poi palla per Rimini. Ferma tutto il direttore di gara. Fallo commesso dal numero 9 Rappa. Punizione ora per l'ATF. Va Spina alla battuta. Batte corto Spina verso Aiello che poi scambia con Bosco. Palla ora tra i piedi di Rimini. Pallone fuori. Iniziano le proteste da parte della squadra ospite per qualche disattenzione di troppo da parte sarà corner per l'ATF. Pallone che spiove in aria, smanaccia Gambino, prova a ripartire adesso Larenzuolo Piccolo, pallone subito recuperato da Aiello che va per servire Bosco che scambia con Spina, ancora Aiello. Ci mette il corpo Aiello, poi ferma tutto il direttore di gara. Punizione per l'ATF che batte subito, palla tra i piedi di Bosco che però scivola. Pallone dunque che viene recuperato dal numero 7 Randazzo. Palla che poi torna subito in possesso dell'ATF con Mercurio che si appoggia a Cutugno sulla corsia di destra. Ancora Cutugno. Cutugno sventaglia in mezzo, non ci arriva di testa Fauci, pallone però in possesso di Bosco che prova a puntare l'avversario. Pallone che è ancora lì e poi palla che esce fuori. Sarà rimessa laterale per l'ATF con Aiello che recupera il pallone. Batte Aiello. Ha Bagnato. Si fa strada Fauci, 1 contro 1 con il portiere, poi il tiro e c'è il gol, finalmente l'ATF sblocca la partita e a farlo è il numero 9 Mattia Fauci. 1-0 al Francolo Monaco. Match che dunque riprende con il risultato di 1-0 al Franco. Palla recuperata da Mercurio. E poi pallone che esce fuori. Maglie della TF a recuperare il pallone che provano a ripartire, poi palla nuovamente tornata in possesso della Larenzuolo Piccolo, ferma tutto il direttore di gara, punizione per la Larenzuolo Piccolo.
Si prepara una sostituzione nel frattempo in casa TF. Per la Renzolo Piccolo è entrato invece il numero 15 Visco. Sostituzione che probabilmente avverrà alla prossima interruzione di gioco per la TF. Battuta, pallone intercettato da Rimini che allontana fuori, sarà rimessa per la Renzolo Piccolo. Rimessa battuta, pallone che viene recuperato dalla squadra di casa che adesso lancia lungo e prova a ripartire, pallone però riagganciato da numero 3 Mastrecchia. E poi la fa grossa e prova il tiro dalla lunga distanza, raccoglie Pizzo, pallone pericoloso, riesce a gestire bene però la TF, si fa sempre più dura adesso la pressione della Renzolo Piccolo, chiaramente in situazione di vantaggio la squadra inizia a sbilanciarsi in avanti. Pallone uscito fuori, arriva il cambio nel frattempo per la TF, ad uscire il numero 7 Cristian Rimini, entra il numero 17 Sabella Giorgio. Messa laterale battuta dalla Renzolo Piccolo, prova a metterci la testa a Iello, ci mette ora il fisico Vitellaro e ci riesce a sgraffignare il pallone via, il pallone che però esce fuori, sarà rimessa laterale per la TF. Rimessa battuta, pallone intercettato di destra, il numero 9 della Renzolo Piccolo, poi palla che torna subito in possesso della TF che gestisce con Guttadauro palla al piede, pallone che si va ad appoggiare a Cutugno e poi torna da Bagnato, ancora Cutugno, primo pallone toccato per Sabella, prova a lanciare lungo sulla corsia di destra, pallone che si va ad accentrare, palla ora tra i piedi di Mercurio che scambia con Sabella che continua a gestire il pallone, ancora Sabella, pallone bello per Fauci che poi si appoggia a Cutugno, ancora Fauci, palla in mezzo a cercare Spina, poi tiene tutto dentro Mercurio, palla ancora lì, allora tra i piedi di Bosco si appoggia a Spina, ancora Spina, mette il pallone in mezzo, tira Sabella e poi palla deviata dalla difesa della Renzolo Piccolo, ma pallone ancora che rimane lì, recupera poi la difesa della squadra ospite che lancia lungo per la ripartenza dei propri compagni, ci mette il fisico Vitellaro e adesso ce lo mette anche a Bagnato, recupera poi Guttadauro che allontana, rimessa laterale per la TF, subito battuta dalle parti di Fauci che poi scarica su Mercurio, avanza palla al piede Mercurio e poi scambia 1-2, pallone che ritorna in possesso della TF, ci mette il fisico Aiello che scarica all'indietro su Abbagnato, gestisce Abbagnato, poi scambia con il compagno, lotta Fauci, pallone recuperato dalla Renzolo Piccolo, riesce a recuperare nuovamente Abbagnato che scarica verso Mercurio,
e poi si appoggia sulla corsia di sinistra Bosco, che riesce a tenere il pallone dentro, però per il direttore di gara la palla era uscita fuori. Messa laterale battuta, altro pallone uscito fuori, ultimo tocco di Bosco, sarà un'altra rimessa laterale per la squadra ospite. Va in pressione Mercurio, lancio lungo intercettato da Vitellaro che lancia verso Mercurio, che però non ci arriva di testa, pallone sostanzialmente restituito alla Renzolo Piccolo, che lancia a sua volta lungo, ci mette la testa, poi butta Dauro, recupera il pallone, poi Sabella scarica verso Pizzo che allontana lungo, non ci arriva nessuno però. Battuta la rimessa laterale, ci mette la testa il numero 2 Cutugno. Poi pallone che rotola tra i piedi di Mercurio, che lancia lungo verso Spina, non ci arriva nessuno però, pallone che termina fuori. Rimessa laterale battuta, palla tra i piedi di Mercurio che lancia lungo verso Bosco, che si ritrova in aria, salta l'uomo, ancora Bosco che tira e finalmente firma il gol. 2-0 per la TF, a segnare stavolta il numero 11 Antonino Bosco. Gioco che riprende con il risultato di 2-0 al Francolo Monaco, 2 le reti per la TF, la prima realizzata da Mattia Fauci, la seconda da Antonino Bosco, ed è proprio Fauci che si appoggia sulla corsia di destra a Cutugno, che scatta e può mettere un interessante pallone in mezzo, poi palla che viene intercettata dalla difesa della Renzolo Piccolo, che prova a ripartire sulla corsia di destra, palla che viene subito recuperata da Cutugno, poi pallone che termina fuori. Ultimo tocco per la TF. Pallone che termina fuori. Batte la rimessa Cutugno. Pallone per Mercurio. Poi si prova ad appoggiarsi ad Aiello, scatta il numero 2 della Renzolo Piccolo, ci mette una grande pezza il numero 5 Vitellaro, che allontana in fallo laterale, batte subito però la Renzolo Piccolo la rimessa laterale, pallone sventagliato in mezzo, pericolo, palla che però non trova nessuno, Cutugno si limita ad accompagnarla fuori. Parte da dietro la Renzolo Piccolo, ottima lettura inizialmente da Aiello, che però non riesce a controllare bene il pallone, palla ora tra i piedi del numero 9 della Renzolo Piccolo, e poi ancora una volta Vitellaro allontana in rimessa laterale. Battuta la rimessa, prova a controllare il pallone Bosco, ci riesce.
comprensione. Ultimo tocco della Renzolo Piccolo secondo il direttore di gara. Riesce a riagganciare il pallone Fauci, anche grazie all'aiuto di Mercurio. Recupera il pallone la squadra ospite, poi legge bene, ha bagnato. Poi allontana il numero 13 Riccardo Parisi. Nel frattempo arrivano altri cambi. Entra il numero 16 Andrea Tinnirello. Entra anche il numero 18 Abate Francesco. Numero 13 Riccardo Parisi, è entrato poco fa, che non avevamo menzionato tra i subentrati in questo secondo tempo. Direttore di gara che estrae il cartellino giallo per le proteste. Si partirà da una punizione in favore dell'ATF. Punizione battuta lunga, che trova però la testa del numero 6 Berardi. Va in copertura Parisi, che riesce a recuperare il pallone e si appoggia al compagno. TF che prova a scattare sulla corsia di destra, pallone che poi viene recuperato. Fa muro la TF. Prova a ritagliarsi invece uno spazio la squadra ospite. Pallone lungo che termina oltre la linea di fondo. Arrivano altri cambi nel frattempo in casa TF. Ad entrare il numero 15 Uttuso Marcello. Avanza palla al piede della TF. Pallone tra i piedi di Mercurio. Primo pallone toccato per il numero 18 Abate Francesco, è entrato insieme ad Uttuso. Poi pallone lungo. Pallone tra i piedi di Mercurio, che va a lanciare e a cercare il numero 14 Damiata Alberto, altro subentrato. Ora possesso TF, poi ferma tutto il direttore di gara, punizione in favore della squadra di casa.
Arriva il cambio anche in porta. Ad entrare in porta è il numero 12 Nuzio Manfredi. La battuta va Sabella. Calcia Sabella, dritto in porta, facile per Gambino. Prova ad avanzare, ci mette il corpo però Bosco, che recupera il pallone. Avanza ancora Bosco. Aggancia Fauci, che scambia con Mercurio, che poi prova ad appoggiarsi dietro a Tinnirello. Pallone ora in possesso della Renzolo Piccolo, che prova a farsi strada, ci mette il fisico però Parisi, che recupera e si appoggia poi a Bosco, ferma tutto il direttore di gara ed esce il giallo. Punizione battuta dalla TF. Avanza palla al piede la TF sulla corsia di destra. Avanza ancora la Renzolo Piccolo. Pallone che termina fuori. 72esimo minuto di gioco, nel frattempo mancano 8 minuti al termine di quelli regolamentari, perché staremo a vedere quanti saranno quelli dati dall'arbitro. Nel frattempo recupera il pallone Mercurio, che prova a scaricare dalle parti di Bosco, legge bene però il numero 9 Rappa, poi prova a mettere pressione Fauci, gestisce bene la squadra ospite. Prova a ripartire sempre sulla corsia di destra. Pallone lungo. Va a recuperare Abate. Batte Abate. Controlla Bosco, che poi scarica su Mercurio. Che però poi viene recuperato. Prova a mettere pressione Tinnirello. La stessa cosa fa anche Sabella. Riaggancia il pallone Sabella, rimane a terra uno dei giocatori della Renzolo Piccolo. Gioco che momentaneamente prosegue. Pallone poi messo fuori. Gioco momentaneamente fermo. Frattempo cronometro che continua a scorrere. 74esimo minuto di gioco. Mancano 6 minuti al termine di quelli regolamentari.
Gioco che può riprendere. Squadra ospite che restituisce il pallone alla TF. Prova a ripartire con Sabella. Il pallone viene poi riagganciato dalla squadra ospite che adesso scatta sulla corsia di sinistra. Vento che in questi ultimi minuti di gioco si fa sempre più forte. Poi continua a ripartire. Scarica Tinnirello dalle parti di Fauci, che però non riesce a tenere il pallone in campo. Palla che termina fuori. Rimessa laterale subito battuta. Recupera palla Tinnirello. Poi palla che viene allontanata. Gioco nuovamente fermo. Palla che viene restituita, poi lancio lungo, interviene e abbraccia il pallone Nuzzo, poi scarica sulla corsia di destra. Scambio con Sabella. Palla ora quasi arrivata tra i piedi di Mercurio. Allontana Abate, ci mette il fisico Abate e poi ferma tutto il direttore di gara. Punizione per l'Arenzuolo Piccolo. Arriva anche il cambio, mentre il numero 16 Vitale per la squadra ospite. Prepara la battuta della punizione del numero 2 Ventimiglia. Due uomini in barriera per la TF. Batte Ventimiglia. Pallone che rimane in aria. E poi brivido per la TF, pallone che poi però esce fuori. E Nuzzo che si limita a guardarlo uscire. Avanza palla al piede della TF. Poi pallone che termina fuori. Ultimo tocco della squadra ospite, sarà rimessa per la TF. Rimessa laterale battuta, ci mette il corpo Fauci, poi palla che esce fuori. Rimessa subito battuta dalla squadra ospite. Poi lancio lungo della TF, scatta Tinnirello che ci mette il fisico. Pallone poi recuperato, palla messa in mezzo e poi palla messa fuori da Fauci. Battuta, la rimessa dal fondo, subito recuperata da Abbagnato che scarica verso Bosco. Poi pallone a cercare Mercurio, trova però la difesa dell'Arenzuolo Piccolo che adesso può provare a ripartire.
e ferma tutto il direttore di gara ed esce anche il giallo. Ammonito il numero 15 Ottuso. Direttore di gara dà 1 minuto di recupero. Punizione battuta lunga, ci mette la testa la TF. Poi palla che rotola dalle parti dell'area, però termina fuori. Probabile ultima azione del match, corner per la Renzolo Piccolo. E per quest'ultima azione si ferma anche il vento. Corner battuto. Pallone che però resta ancora lì. Riesce a recuperare il pallone la TF, però palla che adesso ritorna in possesso della Renzolo Piccolo. Rapidi scambi di possesso tra le due squadre in questi ultimi secondi del match. Si fa strada il numero 3 della squadra ospite che poi tira, pallone che termina in mezzo alla boscaglia. Possibile l'arrivo del triplice fischio adesso da parte del direttore di gara alla battuta della rimessa dal fondo. Rimessa battuta corta, direttore di gara che mette il fischietto in bocca e arriva il triplice fischio. Termina con il risultato di 2-0 il match tra TF e Renzolo Piccolo, match valido per il campionato Under 16 regionale. 2 le reti per la TF, la prima realizzata dal numero 9 Mattia Fauci e la seconda realizzata dal numero 11 Antonino Bosco, che regalano i 3 punti alla squadra di casa.